Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati nel nostro appuntamento con le stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, le stelle vi inviano una bella forza in questo inizio settimana, un'energia nuova accompagnerà i vostri passi con ottimi risultati in campo pratico. Qualche preoccupazione in più invece sul fronte sentimenti, punto debole, soprattutto in coppia, la comunicazione. Trovate tempo per il dialogo e pesate le parole. Toro, Marte nel segno la dice già lunga, guai a contraddirvi oggi. Attenti però perché un atteggiamento poco propenso ai compromessi potrebbe causare qualche attrito, in particolare sul lavoro. Una passionalità prorompente vi travolge invece in campo affettivo, dove a seguire i vostri passi c'è una bella Venere in trigono. Gemelli, la prima parte della settimana vede protagonista per voi la bella luna che si prepara ad entrare nel segno nel prossimo weekend. Non mancheranno buone notizie e novità in diversi ambiti. Anche nella sfera emotiva sentite vibrare un'energia favorevole, i rapporti potranno godere di un'ottima sintonia. Cancro, l'influsso della luna dall'Ariete segna per voi alcune giornate di maggior nervosismo e cattivo umore. Alcune situazioni potrebbero però essere solo frutto di piccoli fraintendimenti. Approfittate per chiarire le divergenze con chi conta di più per voi. Parola chiave: comunicazione. Leone, settimana che per voi parte a rilento, segnata da un po' di stanchezza causata dall'opposizione di Mercurio pronto a porre qualche ostacolo sul vostro percorso. Tenete a mente che alcune cose necessitano di più tempo e pazienza. Percorrete i vostri passi con calma senza spingervi troppo oltre le vostre possibilità. Vergine, il focus di questa nuova settimana è dedicato ai sentimenti. La bella Venere vi fa più impulsivi, forse pronti a portare avanti qualche follia d'amore, anche solo a piccoli passi. Calo di energia invece rispetto a lavoro e studio, malgrado l'impegno i risultati subiranno qualche ritardo. Bilancia, prime giornate della settimana da affrontare a piccoli passi, sentirete maggior pesantezza soprattutto sul fronte sentimenti a causa di una Venere sfavorevole. Se da una parte le difficoltà non mancheranno, voi procedete con determinazione e buona volontà e saprete così dimostrare il vostro valore. Scorpione, giornate che scorrono a rilento in questa seconda metà del mese, state attraversando una fase di calma piatta, le novità tardano ad arrivare, questo però non vi impedisce di puntare sull'organizzazione e sulla creazione di buoni propositi che saranno poi fondamentali nel prossimo periodo. Sagittario, inizio settimana nel quale siete chiamati a fare il punto della situazione, per molti sia in campo professionale che affettivo. Una luna fortunata vi sarà accanto, con una bella energia e grande motivazione nel raggiungimento dei vostri obiettivi in campo lavoro e studio. Attenti però a non mettere in secondo piano l'amore. Capricorno, protagonista oggi è la splendida congiunzione di Venere pronta a seguire i vostri passi nella costruzione di nuovi progetti con la dolce metà. Attenzione alle relazioni in generale però, se qualche divergenza dovesse insorgere o uscire allo scoperto non trascuratela e cercate di risolvere al più presto. Acquario, si apre per il segno una settimana brillante che continua la grande rimonta di questo nuovo anno, cominciato al meglio con Giove e Saturno in congiunzione. Siete pieni di idee e iniziativa e desiderosi di migliorare sempre più le vostre capacità. Novità e conferme non tarderanno ad arrivare. Pesci, focus tutto sui sentimenti, i rapporti in generale godono del favore di Venere che da un lato armonizza le amicizie e i legami familiari, dall'altro aiuta le coppie a rafforzarsi e ritrovare un'intesa che ultimamente sembrava dimenticata. Per i single sarà invece tempo di aprire a qualcuno di speciale il loro cuore. È tutto per il nostro oroscopo di questo inizio settimana, vi auguriamo buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0